Ecco qui, 21 fotografie per la Saire Gort del 2021 con una di occasione più sebei, almeno per me, che non abbiamo parlato in altri video a tante persone, e cioè il 60esimo della Madonnina in sul Monte Sudadura, tra la Bergamasca e le chiese, tra la Valsassina e la Valtaleggio, monte su cui c'è appunto questa Madonnina collocata dai giovani di Dugnano 60 anni fa. Non abbiamo parlato altre volte, se potete vedere altri video, questi qui di fotografie di quella passeggiata, di quel pellegrinaggio che io faccio insieme a quei altri amici, e quindi soprattutto la natura che ho voluto lasciare, insieme ovviamente alla Madonnina e amici che sono sottoscritti. Questa è la Valsassina vista dall'alto, dal sentiero. Questo è un maestoso faggio, un fo che trova sul sentiero. Questo qui è un cavallo, se capisci. Questa qui è una vacca. Questo qui è il suo marito, che è il toro. È un bestione. Ecco qui, questo qui è il Sodadura che si vede da lontano, poi più si vicino e là in cima si vede il piedistallo con la Madonnina. Adesso più si vicino anche a mo', chi era un ciccinin di un'acqua di scighera, un'acqua di nuvoletta bassa, ma che mi fa vedere benissimo. La cima, eccola lì, la Madonnina con la croce. Qui in montagna che si vede verso la Valtellina, si vede i gruppi della disgrazia Bernina, insomma. Ecco, questo invece è il Resegun che salta fuori di Niul, sempre il Resegun. E qui bellissima giornata che trova, magnifica davvero, grazie alla Madonnina che mi ha fatto una bella giornata. E appunto giù di lì dalla Bergamasca in fonte di montagne della Valtellina. Ecco qui la nostra Madonnina con Tidò Maiet, quella del 50esimo e quella del 60esimo. Ecco qui il Pellegrin e il Cuscri con la Cuscrina. Spettacolo, spettacolo puro. E qui quando si succhiera quasi il tramonto con chi lui schiele, proprio bellissimo. Scorci di luce. E il Resegun che è sempre la sua forma, come Manzone il Resegun è proprio qualcosa di... E qui ecco Sam all'ultima fotografia, perché è proprio il momento che sono su un tornagiò, su si vediamo la Madonnina e lì che la luna mi viene in mente che è quasi un richiamo all'Apocalisse, dove dice appunto che, descrivendo Maria, si dice una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi. Ecco che qui è sul capo una corona di 12 stelle. Chi Steghere non amò e su faceva anche a modo di vestire, perché qui siamo al tramonto, vedete proprio il colore rossiccio dato dai raggi del sole che, guardando qua, vengono da destra, per cui da ovest. Questa è la parete, diciamo, occidentale del Sodadura, che complessivamente sembra una piramide, e la luna lì accanto. E con questo, ciao Cuscrita Madonnina, con tutto il rispetto, la mamma del nostro Signore. Auguri a tutti, ciao!